Il 18 marzo del 1944 ebbe inizio l'ultima eruzione del Vesuvio. Si trattò di un'eruzione prevalentemente effusiva, che è un'eruzione vulcanica in cui il magma viene espulso dal vulcano sotto forma di fiumi di lava, le colate laviche. Le colate laviche, dopo 2 giorni, raggiunsero i centri di San Sebastiano al Vesuvio e Massa di Somma, distruggendoli quasi interamente. Il bilancio dell'eruzione del 1944 fu di 26 morti, causati dal crollo dei tetti degli edifici, resi instabili dalle grosse quantità di cenere accumulata sui tetti. Le ceneri immesse nell'atmosfera giunsero fino in Albania. Il limitato numero di morti fu dovuto proprio al fatto che si trattò di un'eruzione prevalentemente effusiva, in quanto il condotto era aperto. Dal 1944 siamo nuovamente in una condizione a condotto chiuso.